Ale, cosa abbiamo qui? Le telecamere e tutto? Eccolo qua, tutto Quindi non possiamo dire parolacce. Dimmi che devo fare? Sì. Vai, ci siamo? Un attimo. Perché noi dobbiamo guidare il Veneto, ragazzi. Vai. Grazie di cuore. Ciao, Buon lavoro, ragazzi, signori. grazie. Buon lavoro, grazie mille. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Questa è la tua città? Sì, io sono nata qui. Dove? In che zona? Beh, all'ospedale San Bortolo di Vicenza, E hai fatto il vice sindaco con Variati? 2008-2013. I 5 anni, diciamo, del E poi sei andato in Parlamento. Poi sono entrata in Parlamento nel 2013. E con Achille che delega avevi la scuola, no? Scuola giovani, sì, ero vice sindaco su e poi avevo scuole giovani. E qui facemmo un'esperienza straordinaria per quanto riguarda l'integrazione dei bambini stranieri nelle scuole. Fu diciamo così, un programma pilota per cui io feci un piano con tutti gli 11 istituti comprensivi della città e concordai con i presidi, con gli insegnanti, un modello per cui la scuola era la scuola di quartiere. La scuola del quartiere perché la scuola diventa un punto di Quanti riferimento. abitanti ha Vicenza? 120.000. 120. Secondo me Situazione anche economica un quella po' ripartita qui. È ripartita, sai cosa? La gente è ancora un po' timorosa. Secondo me la ripresa c'è, ma la gente è ancora un po' timorosa. Bisogna dargli Fiducia. la fiducia e la dimensione anche del sogno. Secondo me i veneti, che sono dei grandissimi lavoratori, da quanti anni è che non sognano più? Cioè che non alzano più lo sguardo. Testa bassa e berretta fracà, no? Gli altri. Testa bassa? Berretta fracà, noi diciamo, Berretta no? fracà. C'è un berretto fraccato giù. Quasi non farti vedere, no? Invece adesso con lo sguardo bisogna alzarlo. Ma berretta fracca. Siamo chi siamo arrivati qui come eravamo. Perché allora mi ha detto Margherita? Ma Margherita quanti anni ha? 6 anni Margherita e 8 anni Guido. Come va? Quanto li vedi poco in questo periodo? Beh, cerco di vederli la mattina prima di andare via, li porto a scuola. Poi io, vabbè, ho 2 genitori straordinari, tra l'altro 2 ex insegnanti. Insegnanti che dicono della riforma? Che abbiamo sbagliato sul preside? Stamattina le maestre di Margherita, Ah. che ti salutano, mi hanno detto di a Matteo Renzi che noi non siamo proprio così arrabbiate, siamo un po' arrabbiate, ma quello che ci preoccupa di più è il numero dei bambini nelle classi. Che Questo diventa... è il punto vero. Però... Sai un'altra cosa secondo me che un po' bisognerebbe recuperare, a me piacerebbe farlo a livello regionale, le compresenze, no? Cioè quando lo Stato non riesce a garantire una compresenza o l'affiancamento di un bambino speciale e complesso, che sono sempre di più, perché i bambini Certo. complessi in una società complessa e in una famiglia che si lacera più facilmente con la crisi economica, garantire a livello regionale delle graduatorie di professionisti della disabilità, per esempio. Questo è un tema vero. La cosa però che io ritengo bella in questo momento è che per la prima volta dopo tantissimi anni, anche con i toni negativi che ci sono stati, Sì. la scuola è tornata al centro dell'attenzione. Cioè si discute, Che si era la cosa discute che di avevamo scuola. detto, cioè, anche perché paradossalmente se tu fai tutte le riforme che hai promesso, e le stiamo facendo con tutti i limiti e le difficoltà, alla fine la vera questione è come la dipingi l'Italia dei prossimi 20 anni, dei prossimi 25 anni, e fai scuola, università, cultura, talenti, Assolutamente. innovazione, e su questo il Veneto tra l'altro può essere... Tra l'altro noi abbiamo previsto nel programma, oltre al Jobs Act Veneto, no? Quindi questa riforma del lavoro che aggancia gli effetti positivi della manovra nazionale, anche tutto il tema delle start-up, delle imprese innovative ad alto contenuto tecnologico, Bella. di nuovo i poli tecnici e i distretti industriali che vengono, diciamo così, realizzati con a fianco l'università. Molto bello. Tra l'altro questo è un tema che secondo me rende più competitivo anche in prospettiva il Veneto rispetto alla Germania davvero. Sì, Baden-Württemberg, sul manifatturiero. Baviera. Sul manifatturiero noi dobbiamo ritornare ad essere i primi. Per tutti quegli incroci, tirare a testa croce. Ma scusami, la percezione di Zaia su ste robe di immobilismo, cioè la percezione che lui... Lui non c'è stato, Matteo. Il tema è uno. Noi non abbiamo avuto un governatore che, a differenza di quello che sta facendo la Serracchiana adesso in Friuli, nei tavoli dove si prendono le decisioni c'è e combatte. Lui, conferenza Stato-Regioni, non c'era. Scaricano sempre su Roma il problema, perché ormai è un refrain sta roba, no? Cioè, è una roba, guarda, insopportabile.
questi sono chiusi, alzano barriere, muri, quando non hanno capito che il Veneto le sfide, se vuole, le può vincere tutte, insomma, no? Li stanno cavalcando molto, come hai detto tu prima, la paura. Del resto ormai la politica è così, siamo divisi tra quelli che creano conflitti e quelli che li risolvono, non tra quelli che giocano sulla paura e quelli che giocano sulla speranza. Siamo chi siamo arrivati qui come eravamo. Il tema dell'autonomia da noi in Veneto è un tema sentito, perché? Perché siamo l'unica regione schiacciata tra 2 regioni a statuto speciale e abbiamo delle aree di confine che il Trentino ce l'ha lì. Allora a me piacerebbe lanciare questo messaggio ai veneti. Con me io mi siederò al governo insieme alla Boschi, insieme a Matteo Renzi, a Maria Elena, tra l'altro l'ho detto quando è venuta qua, e siccome l'articolo 116 prevede delle forme di autogoverno, troviamo una soluzione per, diciamo così, aumentare le prerogative del Veneto su alcune materie e conseguentemente avere più risorse da gestire. Questo è l'unico ragionamento che va fatto, cioè non quello strumentale dell'indipendenza, parole a casa nostra, che sono tutte balle che ormai ci sentiamo dire da 20 anni. Siamo chi siamo arrivati qui come eravamo. La parte agricoltura e dintorni? Noi abbiamo tutto un progetto di rigenerazione urbana, quindi grande rispetto dell'ambiente, volumi zero. Bello. Per cui la parte, diciamo così, secondo me, del tessuto economico imprenditoriale è con te e conseguentemente questa cosa può trasferirsi anche a me. Noi adesso dobbiamo sostenere però il latte, perché il latte, il prezzo del latte in stalla è crollato purtroppo e i nostri malgari fanno veramente fatica. Tra l'altro questo è il settore su cui la Lega più di altro ha preso in giro una parte importante, una storia del latte. Perché lì la responsabilità se la devono prendere, perché quella cosa lì comunque la stiamo risolvendo, no? Il tema delle quote latte, tra le cose che stiamo risolvendo. Siamo chi siamo arrivati qui come eravamo. Cosa più bella della campagna? Beh, la cosa più bella della campagna è la gente, comunque rimangono le persone, dai. Le persone e le 150 aziende che ho visitato. Tu hai fatto 150 aziende nei comuni. Comune più sorprendente? Beh, sai, se tu dovessi dire quelli più sorprendenti sono quelli più piccolini. Non so, il comune di Laghi, Ferrara sul Monte Baldo. Ferrara sul Monte, con tutto l'affetto. 222 abitanti. E ti sei andata anche a Ferrara sul Monte Mi Baldo? aspettavano al bar 45 cittadini, su uno 220. di questi messo così e mi fa: beh, guarda, non ghegaveria credu gnanca che la saria arriva anche qua su. Che non avrei mai creduto che lei arrivasse anche qua, praticamente su 220 abitanti sulla carta, 40 ma di fatto 50 ci vivono, perché la maggioranza vive in montagna? In montagna, sì, sul Monte Baldo, che è in provincia di Verona. Poi siamo andati a Laghi, il più piccolo comune della regione è Laghi, pensa, poveretti, mi hanno subito consegnato una carta con cui protestavano perché a Laghi la sovrintendenza veneta gli aveva negato l'installazione di un'antenna, per cui questi erano completamente scollegati dal resto del mondo. Insomma, siamo riusciti a sbloccargliela. Quindi 120 abitanti, credo che lì. A Laghi vinciamo, a Laghi non ce n'è. Poi sai il Bellunese, le Dolomiti, il Rodigino, cioè tutte aree, zone del Veneto molto emarginate rispetto alla politica regionale di Venezia, no? Che è stata una politica che ha visto dei comuni di serie A, dei comuni di serie B, cioè non ha avuto uno sguardo materno nei confronti di tutti, un atteggiamento materno. Ieri Del Rio ha usato questa bella espressione, cioè prendersi cura, no? Noi oggi la politica dovrebbe ritornare a prendersi cura e ovviamente le donne si prendono cura ogni giorno, perché ci prendiamo cura dei figli, ci prendiamo cura dei genitori anziani. Passano ma nostre che Breganze, siamo arrivati. Breganze, sì. Noi dobbiamo difendere la qualità. Se noi lavoriamo sulla difesa del nostro prodotto come prodotto qualitativamente eccellente, qui noi abbiamo, in provincia di Vicenza abbiamo Bottega Veneta, quello che fa tutte quelle borse intracciate, no? Che è insomma leader al mondo, quella sta crescendo per esempio. Dobbiamo poi anche valorizzare e investire nei progetti di alternanza scuola-lavoro e sostenere le scuole di formazione lavoro, che sono scuole che
assorbono ragazzi che altrimenti sarebbero in drop out. Assolutamente. Quindi vedi ragazzi che si, diciamo così, inseriscono nel mondo del lavoro con una grande soddisfazione, e educare anche le famiglie che l'intelligenza non è solo quella della testa, è anche quella delle mani. Questo sia la riforma della scuola Beh, anche il Jobs Act ci che lavora, il Jobs Act ci possono essere la soluzione. Assolutamente. Anche perché altrimenti perdi dei mestieri. E qui per esempio in Veneto, io lo sì. vedevo da sindaco Sì. nelle botteghe dell'Oltrarno a Firenze. E Era poi una Matteo, sofferenza vederli un'altra perdere. cosa bisogna dire, dobbiamo mettere un freno alla grande distribuzione, ai grandi centri commerciali che stanno ammazzando i piccoli centri storici e le piccole botteghe. Com'è la realtà dal punto di vista culturale? Com'è la realtà? Qual è dal punto di vista di avete un progetto culturale, avete studiato una cosa ad hoc? Sì, allora cultura e turismo ovviamente saranno il nuovo volano per l'impresa e per l'occupazione, perché anche le imprese che lavorano sul turismo e la cultura stanno crescendo in Veneto, quindi è molto interessante sviluppare, ecco, questo. Per esempio noi avevamo pensato anche a una forte azione di destagionalizzazione, no? Quindi non so, il febbraio in cultura, la carta cultura per le famiglie, quindi per consentire poi l'operazione che hai fatto tu, no? Con gli insegnanti noi vorremmo dire, acquistare un libro, andare a teatro con i figli, andare al cinema, andarsi a vedere uno spettacolo deve essere possibile per tutti. Il tema del turismo, dobbiamo dire che il Veneto è arretrato dal punto di vista delle infrastrutture. Tu pensa che un turista arriva da Londra a Venezia in 1 ora e un quarto, dopodiché se vuole andare a Cortina ci impiega 3 ore e mezza di treno, cioè diventa il viaggio un'odissea. Cortina abbiamo questa occasione dei 2021. mondiali. Lì infatti noi dobbiamo lanciare un grande progetto di ripianificazione infrastrutturale, cioè collegamenti veloci, mobilità sostenibile, piste ciclabili, cioè ripensare al Veneto dal punto di vista della mobilità sostenibile, no? La metropolitana di superficie. Ciao ragazzi! Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buon lavoro, come state? Buongiorno. Buongiorno. Sarà contento Renzo che veniamo, dai. Forte. Dai, fatta anche questa, andate. Andiamo! Lascio le chiavi qui.